coppa finale per la formazione che va a vincere la KHL. Dalla Russia ci spostiamo poi in Austria, soprattutto perché è un campionato Lebel che ha visto la presenza, che vede da 2 stagioni la presenza del Bolzano che l'anno scorso ha vinto il campionato, quest'anno è uscito ai playoff, e il campionato è stato vinto dalla formazione del Red Bull Salisburgo, una finalissima direi quasi senza storia, perché nella serie finale playoff il Vienna Capitals ha perso tutte e 4 le prime gare, per cui la serie è finita 4-0. La gara più entusiasmante è stata proprio gara 4 con i Red Bulls che hanno vinto per 4-3. Per quello che riguarda invece la Svizzera, che soprattutto è un campionato molto vicino al nostro, per cui anche molti tifosi direi del Nord Italia, spesso e volentieri magari da Lombardia, vanno proprio nel Canton Ticino a seguire le gesta delle formazioni ticinese del Lugano e dell'Ambria, anche perché comunque sono 2 formazioni di lingua italiana. C'è da segnalare che la vittoria del campionato è andata al Davos, che in gara 5 è riuscito a superare il Lanius Zurigo. La serie è finita 4-1, però il campionato svizzero ha rappresentato una novità particolare quest'anno, perché c'è stata la promozione del Langnau Tigers, che è ritornato nella massima serie, la LNA o DNA che dir si voglia, e soprattutto c'è stata la retrocessione dei Rapperswil in Serie B. Questa è stata anche una novità del campionato svizzero. Ecco, in conclusione un tuo pronostico sui mondiali di Top Division che si disputeranno a maggio. Sì, a maggio si disputeranno i campionati di Top Division e dare il nome della favorita è molto difficile. Negli ultimi anni abbiamo visto che comunque la Russia arriva quasi sempre alla fine, come ci sono le 2 formazioni nordiche di Svezia e Finlandia che spesso e volentieri arrivano a centrare anche una posizione del podio. La Repubblica Ceca ha un'ottima squadra, e poi bisognerà vedere anche USA e Canada, che si presenteranno logicamente prive di molti giocatori, che in quel momento staranno ancora disputando i playoff della National Hockey League. Però va detto che comunque anche molte altre formazioni che giocano alla Top Division hanno i principali giocatori che giocano in Nord America, per cui centrare direi un nome è veramente difficile. Io, diciamo così, a livello di podio penso che Russia, Svezia e Finlandia possono arrivare fra le prime 3. USA e Canada comunque potrebbero arrivare nel giro delle semifinali. Come mina vagante direi la Repubblica Ceca. Grazie mille Daniele per il tuo intervento, e a risentirci presto sulle nostre frequenze. Se anche tu vuoi che Radio Padania Libera prosegua nel suo lavoro di informazione incessante, per essere anche tu contro il pensiero unico, corri in posta. Fai un versamento sul conto corrente postale numero 37671294, intestato a Radio Padania Libera, via Bellerio 41, 20161 Milano. Come causale specifica contributo volontario. Oppure fai un bonifico bancario sul conto del Credito Valtellinese con IBAN IT 22 F052 1601 6090 0000 0005 555. Oppure vai sul sito www.radiopadania.net e aiutaci con la tua carta di credito. Grazie.
Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Calzature IG & Co. Leggerissime, flessibili, traspiranti. IG & Co. Belle e italiane. Calzature IG & Co. Sportive dentro. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Che classe? Grazie, così mi imbarazza. No, intendevo la classe energetica. Ah, più. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Puoi risparmiare fino al 25% sui tuoi consumi di energia rispetto a un climatizzatore di classe A. E in più, fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Lo sapevate? Esiste davvero un'azienda giovane e dinamica, con sede a Cassano d'Adda, nel milanese, in grado di progettare e realizzare immobili coniugando solidità e funzionalità, valorizzando e riqualificando il patrimonio edilizio esistente. BRB Costruzioni Edili è in grado di risolvere ogni tipo di incarico, applicando le più moderne direttive sul risparmio energetico e la bioedilizia. BRB Costruzioni Edili 0295769092 oppure brbcostruzioniedili.com. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Radio Padania presenta Nadine e Marcus, cantanti di gran classe delle nostre tradizioni. Un grosso abbraccio a tutti! Vi presentiamo Le canzoni del cuore, una serie di CD sulla storia della canzone italiana. Dal popolare al lirico, passando per il melodico. Siamo disponibili per concerti dal vivo, per CD e concerti. Chiamate al 348 58 61 897 348 58 61 897. Cercate i CD di Nadine e Marcus presso i gazebo di Radio Padania e buon ascolto. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E rieccoci in studio per la seconda parte del nostro speciale Spazio Hockey. È con noi un graditissimo ospite che è stato una delle colonne di Radio Padania Libera, Stefano Sala, giornalista che oggi lavora in Svizzera e con il quale vorrei parlare un po' delle differenze tra hockey svizzero e italiano. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Differenze sostanziali direi in questo momento. Anni fa, se andiamo indietro di 20 anni, l'hockey svizzero e l'hockey italiano erano allo stesso livello. Purtroppo in Svizzera, diciamo così, c'è stata una politica per portare lo sport del ghiaccio nelle grandi città piuttosto che tenerlo confinato nelle valli, un salto che nel nord Italia non si è stati capaci di fare,
e purtroppo i risultati in questo momento sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, uno dei, come si può dire, uno dei principali motivi per cui l'hockey su ghiaccio probabilmente viene snobbato in Italia è proprio perché, come hai detto tu, è relegato nella periferia del paese, con tutto il rispetto della periferia del paese. Cosa che non succede all'estero, perché se io penso alla NHL ci sono delle franchigie anche in zone dove la neve non arriva. Noi vediamo l'hockey come uno sport per le comunità montane. Come mai c'è questa difficoltà? Allora, innanzitutto, come hai detto giustamente tu, non è che bisogna dire che è male in questi paesi di montagna. In realtà in Italia, come Alleghe, come Canazzei, per la squadra del Fassa, sono realtà molto importanti, sono realtà che hanno tenuto in alto la bandiera dell'hockey per moltissimi anni e sono delle realtà dove i giocatori crescono, perché fin da bambini è lo sport, vuoi per tradizione, vuoi anche perché al calcio è un po' difficile giocare quando c'è la neve, è un po' lo sport più attrattivo, certamente, però bisogna portare l'hockey su ghiaccio, bisognava perlomeno portare l'hockey su ghiaccio verso le grandi città. Milano ha una grande tradizione di hockey e il pubblico risponde ad ogni partita, questo possiamo vederlo. Bolzano è andato a giocare nel campionato austriaco e al primo anno ha vinto il campionato. Per il resto però non si è riusciti ad esportare il prodotto hockey nelle città come potevano essere Verona o Belluno. Facciamo degli esempi, cosa che in Svizzera invece è avvenuto. L'hockey è stato portato nelle città, ci sono un paio di eccezioni che però fanno folklore, fanno tradizione e sono famose in tutto il mondo. L'Ambri Piotta, ad esempio, l'Ambri ha una storia unica a livello mondiale ed è il paesino di montagna che ancora resiste nel campionato svizzero tra mille difficoltà, però che mantiene alta la tradizione. Però è una, ecco, c'è l'Ambri, c'è il Davos, e poi per il resto l'hockey è nelle città. Ecco, si può dire che le Olimpiadi invernali del 2006 che si sono svolte a Torino sono state un'occasione persa per lo sport italiano? Assolutamente sì, è stata l'ultima occasione che l'hockey italiano ha avuto e l'ha smarrita, l'ha gettata alle ortiche. Torino ha un impianto bellissimo dove si potrebbe giocare a hockey, uno dei più belli nella zona delle Alpi, uno dei più belli, diciamo così, del sud Europa completo, e lì fermo. A hockey non ci si gioca più, si fanno giustamente concerti, ci si gioca a pallacanestro, però l'hockey non ha più rimesso il pattino dentro lì. Ecco, quale pensi che possa essere la strada da seguire per l'hockey italiano? Tu hai citato prima Bolzano, che praticamente, diciamo, è scappata in Austria, no? Per giocare in un campionato più competitivo. Può essere un percorso che seguiamo anche noi, magari con una interazione con l'hockey elvetico, ad esempio Milano che gioca in Svizzera? Milano aveva tentato qualche anno fa, poi vuoi per interessi magari commerciali, non voglio magari andare a rimangare il passato, però ci sono stati degli errori. Sì, Milano dovrebbe percorrere questa strada. L'hockey svizzero in questo momento sta bene, sta abbastanza bene nel campionato di Lega Nazionale A, c'è qualche squadra che finisce con in negativo, con più spese che ricavi, però è abbastanza normale in questo momento. La Lega Nazionale B svizzera, che è di un ottimo livello, ha sempre meno squadre, in questo momento ce ne sono una decina circa, e la strada per Milano potrebbe essere proprio quella di guardare a questo campionato di Serie B elvetico, anche perché una realtà poi come Milano potrebbe puntare poi, grazie a sponsor, grazie a un buon budget, anche alla Lega Nazionale A, un po' come ha fatto Bolzano in Austria. Esatto. Però bisogna mettersi a testa bassa, con umiltà, chiedere permesso, bussare alla porta chiedendo permesso, non cercando di dettare regole, e forse è una strada che bisogna perseguire anche per non perdere i talenti, perché ricordo che molti giocatori da Varese, da Como, da Milano e anche da altre zone, perché qui a Lugano ci sono anche giocatori che arrivano dalla zona di Bolzano, vengono a giocare nel Lugano, nelle giovanili del Lugano. E 2 esempi, 3
li abbiamo sotto gli occhi. Giovanni Morini in questo momento in nazionale italiana ai campionati del mondo, Diego Cosner ai mondiali anche lui, e Paolo Morini che è stato tagliato proprio all'ultimo, che l'anno prossimo giocherà comunque nella Lega Nazionale B a Olten, qui in Svizzera. Ecco, ma quanto è il budget più o meno per una squadra di hockey in Svizzera, il budget annuo? Ma un budget annuo dipende da che tipo di campionato si vuole fare, perché in realtà come Berna, come Lugano, come Zurigo hanno un budget, Ambri Piotta e IBN che ha costruito la nuova pista in questo momento ce l'hanno quasi dimezzato rispetto a queste squadre, però tieni conto che un giocatore come Damien Brunner guadagna quello che guadagna Lugano quasi come lo guadagnassi nell'HL. Cifre esatte adesso non mi permetto di farne, anche perché non vorrei venire neanche poi richiamato, perché ci sono delle parti che sono tutelate dalla privacy. Ecco, hai citato la NHL. Diciamo che in Europa il problema principale è proprio vincere la concorrenza delle leghe americane e anche di quella russa, che comunque è molto ricca. Come si può lavorare sui vivai? Come si lavora in Svizzera a livello di sport e nello specifico come si avvicinano i ragazzi all'hockey ghiaccio? Per l'hockey ghiaccio è una realtà. Ad Ambri un ragazzino cresce sognando un po' di giocare a hockey, anche se internet, la televisione satellitare adesso ti portano in casa il Barcellona di Messi piuttosto che il Bayern di Monaco, quindi un'attrazione ovviamente verso il calcio, però la realtà dell'hockey è propria del territorio del Canton Ticino. C'è un'ottima organizzazione, ripeto, Lugano spesso viene a prendere anche dei giocatori dalle parti di Varese, di Como, perché, spiego, se tu fai almeno 2 anni nel settore giovanile di una squadra svizzera, di conseguenza poi un domani, se tu dovessi diventare un giocatore come può essere Giovanni Morini che abbiamo citato prima, giocheresti nel campionato svizzero con la licenza svizzera, ovvero non rientri nel contingente stranieri. Ricordo che nel massimo campionato di hockey svizzero si possono utilizzare su ghiaccio fino a 4 stranieri per volta, non di più. E anche questo è stato un fattore di crescita per l'hockey svizzero. La riduzione con un programma ben dettagliato a medio termine, con una riduzione di stranieri, cosa che in Italia si è fatta in malo modo nell'hockey. Poi non voglio andare su altri sport a citare dal calcio alla pallacanestro, però c'è stata proprio questa riduzione programmata degli stranieri. Adesso se ne possono utilizzare, ripeto, durante il gioco solamente 4, e questo è ovvio che faccia crescere e responsabilizzare soprattutto i prodotti del vivaio. Ecco, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma sostanzialmente, se ho capito bene, diciamo che la Svizzera gode del vantaggio di non dover avere una legge Bosman a cui sottostare. No, assolutamente, ma l'hockey si è regolamentato in quel senso, a differenza del calcio che è un po' più libero, in Svizzera, però l'hockey si è regolamentato, si è detto a un certo punto: se la nazionale deve crescere, se il movimento deve crescere, dobbiamo limitare gli stranieri, anche perché limitando gli stranieri si prendono giocatori da fuori molto più forti, perché il budget ti permette di, diciamo così, di non doverlo spendere per 8 giocatori, ma per 4. È ovvio che mi posso permettere di pagarli un po' di più e così di avere giocatori di un determinato livello. Questo ha tutto vantaggio dello spettacolo, a vantaggio dell'attrazione del pubblico e anche a vantaggio dei giocatori locali che hanno davanti degli esempi da cui realmente imparare, non giocatori, non voglio andare fuori tema, però spesso si vede in Italia ci sono dei giocatori che magari non possono insegnare molto a un giovane che cresce nel proprio vivaio, questo indipendentemente dal tipo di sport di cui parliamo. Certo. In conclusione ti chiedo un pronostico sui prossimi mondiali che si disputeranno a maggio in Repubblica Ceca. Sarà un mondiale frenetico con 2 soli palazzetti dello sport a Praga e Ostrava e un calendario che favorisce sostanzialmente le formazioni con un roster in grado di gestire gli impegni ravvicinati.
Sì, certamente il Canada, la Russia, i soliti nomi, la Svezia, anche se non schiererà i due giocatori del Lugano, Linus Klasen e Fredrik Pettersson, che hanno disputato un ottimo campionato. I tre nomi, sì, credo che siano questi, appunto Russia, Canada, Svezia, con il Canada leggermente favorito rispetto alle altre, e poi ci sono i padroni di casa della Repubblica Ceca che ci terranno sicuramente a fare bene. Grazie mille Stefano Sala, giornalista di Teleticino. Ci sentiamo prossimamente, è stato un piacere. Un piacere mio sempre parlare insieme a voi, ti ringrazio per questo amarcord, questo tornare un po' indietro così. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Ciao Stefano. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. E ben ritrovati per la terza e ultima parte dello speciale Spazio Hockey dalle frequenze di Radio Padania Libera. E qui con noi ospite collegato da Torino Alessandro Gazzera, che saluto. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, Alessandro, partiamo subito con una buona notizia. Ci hai chiamato prima, ci hai fatto sapere che il FAS ha trovato un grosso sponsor e quindi i rischi di una stagione a singhiozzo sono scongiurati. Ce li hai messi tu i soldi? No, non ce li ho messi io, ma al di là insomma di delle voci ovviamente sugli sponsor, che poi quelle dovrà annunciarle bene il club, bisogna dire che il FAS insomma è ripartito affidandosi intanto ad un cambio sostanziale di nome e di logo, perché dall'anno prossimo ci sarà il Falcons e la squadra si chiamerà FAS Falcons. La società ha avviato un progetto che vede come obiettivo la conquista dello scudetto 2017-2018, quindi sarà un percorso diciamo nel breve periodo, ma sicuramente molto molto ambizioso, perché ricordiamo il Fassa non ha mai vinto uno scudetto, ha avuto dei momenti nella sua storia diciamo buoni, altri meno buoni, ma così in alto non è mai arrivata. E cosa anche da segnalare, secondo me molto importante per quello che è la realtà italiana, sono già comunque è già partita la campagna abbonamenti per la prossima stagione, che prevede un abbonamento di circa 120 euro, che prevederà anche l'ingresso al pattinaggio, comunque con anche il noleggio dei pattini. Quindi un modo anche per avvicinare. Quindi un modo anche per avvicinare la gente al palazzetto del ghiaccio, perché comunque parlavamo prima con Stefano Sala di come fare per avvicinare i bambini e per fare diventare questo sport un po' più popolare anche in Italia. Non so se ci hai ascoltato, presumo di sì. Un tuo parere? Sì, guarda, intanto bisognerebbe lavorare molto bene con le scuole, prendendo contatti prima di tutto, partendo da lì, cercando di proporlo come una vera alternativa, diciamo, agli sport tradizionali. Poi sai, non è neanche diciamo così facile poi praticare comunque l'hockey su ghiaccio, perché è uno sport comunque molto costoso, però ci sono delle società che hanno lavorato in questo senso. Segnalo per esempio, per quanto riguarda il mio di territorio, che i Torino Bulls, per chi inizia, per i bambini che vogliono iniziare a pattinare, comunque vengono messi sul ghiaccio e l'attrezzatura viene fornita a titolo assolutamente gratuito dalla società, quindi un modo già per aiutare le famiglie anche a dover tirare poi fuori meno soldi, perché comunque ci sono poi le quote da pagare alle società, le trasferte, e quindi questo può essere anche un buon sistema.
Diciamo che anche la cosa più importante comunque sarebbe che questo sport venisse visto molto di più, che appunto tra tutti forse magari ci si impegnasse appunto a portare i bambini delle scuole a vedere le partite nell'arco magari del primo anno, rischiando anche di magari incassare biglietti con un prezzo ridotto, ma di avere magari anche dei palazzetti pieni, piuttosto che magari continuare come si sta facendo, dove insomma vedere che in certe partite della nostra Serie A la media spettatori non superava a volte i 130 spettatori è stato veramente triste, almeno per quello che mi riguarda. Ecco, tornando invece in tema di mondiali, ti chiedo una riflessione sull'Italia, che può tornare di nuovo, diciamo, nella Serie A dell'hockey mondiale. Una possibilità di rinascita che può diventare importante e che non va persa, come abbiamo parlato prima, come è successo con le Olimpiadi di Torino. Beh, allora, devo dire che sono state due partite comunque molto tirate, ma soprattutto che hanno visto un'Italia vincente, questo è importante. È stato un peccato contro l'Ucraina essere arrivati fino all'overtime per vincere, anche perché la squadra comunque ha creato tanto, come purtroppo si è visto anche nel premondiali. Si fa molta fatica a segnare, questo è anche dovuto secondo me al fatto che per troppo tempo, almeno in Italia, ci si è affidati in certi ruoli comunque a stranieri o a oriundi che poi nel momento in cui bisognava fare il salto per quanto riguarda la nazionale non hanno rispettato, diciamo, le attese. Guarda, a livello personale ritengo la promozione ancora possibile, anche perché fondamentalmente c'è tutto da giocare. Oggi c'è una partita molto importante contro l'Ungheria, che è una squadra che comunque, diciamo, è favorita anche a centrare la promozione e dove, insomma, il lavoro di gente come il nostro Diego Scandella si fa vedere, perché loro avevano bisogno di un cambio generazionale e questo cambio generazionale è arrivato, comunque sta arrivando con altri giocatori comunque che si sono inseriti molto bene nel gruppo. Noi abbiamo iniziato questo lavoro, diciamo, di cambio, per ora si sta vedendo, devo dire, un ottimo gioco, serve veramente però quel qualcosa in più in attacco. Se nelle prossime gare noi sapremo dare quel qualcosa in più in attacco, la promozione la possiamo anche centrare. Se continueremo invece a fare fatica, sicuramente sarà più difficile. Tu sai per caso se si può vedere in televisione la partita? Ma oggi dovrebbe, e uso il condizionale visto purtroppo come funziona a volte la programmazione, esserci lo streaming della RAI per quanto riguarda la partita dell'Italia alle 16:30. Io mi auguro, e questo lo dico purtroppo anche con un po' di rammarico, che appunto sia uno streaming migliore, perché quello contro la Polonia onestamente era più facile seguire il cosiddetto live score sul sito della Federazione Internazionale Hockey Ghiaccio, che invece guardarla tramite questo streaming. Su internet, sì, infatti. Anche da qui passa la valorizzazione dello sport. Certo. Abbiamo parlato di hockey europeo, ma anche in America siamo arrivati comunque al clou della stagione con i playoff NHL, che è la principale lega professionistica americana. Grandi assenti quest'anno sono i Los Angeles Kings, che per 2 volte sono stati campioni della NHL negli ultimi 3 anni. Non sono riusciti a qualificarsi, hanno buttato via praticamente la stagione, quindi chi può essere la favorita? Ti ricordo quali sono le squadre che appunto siamo dei playoff. Siamo a gara St. Louis contro Minnesota, sono sull'1-2, passa chi vince 4 gare. Nashville contro Chicago sull'1-3. Anaheim contro Winnipeg è già sul 3-0. Vancouver contro Calgary sull'1-3, questo per la Western Conference. Per la Eastern Conference abbiamo Montreal sul 3-0 con Ottawa nel derby canadese, Tampa Bay contro Detroit 1-2 per Detroit, New York Rangers contro Pittsburgh sono sul 2-1, mentre Washington e New York Islanders sono sul 2-2. Chi vedi favorita di queste squadre?
Beh, guarda, premesso che comunque al primo turno è sempre difficile individuare, diciamo, una favorita per la vittoria finale, almeno a livello personale negli ultimi anni ci ha azzeccato davvero pochissimo. Però devo dire che ho visto molto bene Montreal, soprattutto se Price comunque continuerà ad alzare la saracinesca come sta facendo da un paio d'anni a questa parte. Credo che l'anno scorso comunque se appunto non ci fossero stati problemi per Price, Montreal sarebbe andata decisamente molto avanti. Vedo molto bene Anaheim, che ha trovato veramente una bella coesione di gioco e insomma ha i suoi soliti pezzi da 90 che devo dire stanno disputando una stagione strepitosa, perché tra Getzalf, Perry, ma in realtà poi anche tutta la squadra, perché devo dire che fino a questo momento è stato un piacere davvero vederli giocare, ma comunque stanno esprimendo davvero un bellissimo hockey e di questo a livello personale sono molto contento, perché in passato mi è capitato di conoscere giocatori che sono passati dai Ducks. Io terrei poi sempre d'occhio Chicago, perché è quella squadra che sa sempre veramente tirar fuori, come si dice, il coniglio dal cilindro, e non escluderei nemmeno Washington, e ti dirò anche perché. Si dice sempre che Ovi non vince, il buon vecchio Ovechkin non vince mai, ma siamo passati in un anno dove insomma un altro suo collega, ovvero Ilya Kovalchuk, comunque ha vinto e insomma più di un giornale ho visto che aveva battuto, e se fosse anche l'anno buono per Ovechkin. E aggiungo chissà, perché potrebbe veramente anche essere che quest'anno ci sorprenda tutti quanti. Stefano, io ti saluto, Alessandro, scusa, io ti saluto e ti ringrazio. Ti lascio con una domanda, dando l'appuntamento comunque per sabato alle 13 per il nostro consueto appuntamento di Calcio Parlando. Ti chiedo, stasera cosa guardi in televisione? Chi l'ha visto su Rai 3, Poliziotto Super Più su Rete 4 o qualche partita su Canale 5? Ma non c'era la replica di Don Matteo? Proveremo a vedere. Ti saluto Alessandro, grazie mille. Ciao a tutti. Bene, da Calcio Parlando speciale hockey è tutto. Vi saluta Graziano Campi e vi ringrazia. Ci rivediamo prossimamente. Avete ascoltato Spazio Hockey. Yeah.